Buonasera, buonasera cari telespettatori e telespettatrici, grazie come sempre per aver scelto l'informazione di Telefriuli. Incendio nella notte nella discoteca Five di Tavagnacco. Le fiamme si sono levate intorno all'1:30. Dopo l'allarme sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Udine, i carabinieri della stazione di Feletto Umberto e del Norm della compagnia di Udine. Il rogo ha causato danni al mobilio per 40.000 euro e il locale non è agibile. Non ci sono danni strutturali, ma non si esclude il dolo. Pare che sul posto infatti sia stata trovata una tanica di benzina e un innesco. Il locale è stato posto sotto sequestro. I vigili del fuoco avrebbero trovato sul posto due focolai, da cui appunto il sospetto che le mani dolose abbiano appiccato le fiamme. La discoteca, che vedete in queste immagini, avrebbe dovuto riaprire questa sera dopo la pausa estiva. Avete visto i danni piuttosto ingenti allo stabile. Incendio nella notte, sono stati arrestati e portati in una comunità i due sedicenni residenti in provincia di Udine che nel luglio scorso hanno picchiato con violenza inaudita un coetaneo veneto sulla spiaggia di Lignano. Il servizio di Paola Treppo. Sono stati arrestati e portati in una comunità per minori due ragazzi di 16 anni residenti in provincia di Udine che nel luglio scorso hanno picchiato con violenza inaudita un coetaneo veneto sulla spiaggia di Lignano. Gli agenti della squadra mobile della questura di Udine, coordinata dal vicequestore aggiunto Massimiliano Ortolan, hanno infatti eseguito un'ordinanza emessa dalla Procura dei minori di Trieste che ha disposto il loro arresto. Gli agenti della Polizia di Stato li hanno raggiunti a scuola, a Udine, e li hanno portati in due distinte comunità per minorenni, fuori dal territorio della provincia di Udine. Rimarranno in struttura per 3 mesi. Migliorano intanto le condizioni della vittima del tremendo pestaggio che dopo l'aggressione era stata operata alla mandibola. Lo sfondamento del timpano non dovrebbe causare danni permanenti come era apparso in un primo momento. Anche la frattura al setto nasale sta guarendo. Assistito dal legale di fiducia, il ragazzino è stato nuovamente sentito ieri a Udine dagli investigatori della questura. La violenta aggressione con minacce di morte era stata immortalata in un video poi postato sui social e intercettato dalla polizia postale. I due si erano scagliati contro il giovane veneto per rubargli il telefono cellulare e 100 euro. Adesso sono chiamati a rispondere di rapina e lesioni gravi. Adesso altre notizie in breve in questo servizio in pillole. Un uomo di 85 anni di Martignacco, Renato Nigris, è morto nel tardo pomeriggio di ieri in un campo di Villalta di Fagagna, deceduto per intossicazione per le ustioni causate da un incendio che aveva appiccato per bruciare sterpaglie su un terreno di sua proprietà. Sul posto c'era anche il figlio che si è sentito male, soccorso da un'ambulanza. A domare il rogo i vigili del fuoco di Udine, per tutti gli accertamenti i carabinieri di Fagagna. Versa in gravi condizioni un'operaia di 56 anni, MG, le sue iniziali, di Gorizia, è rimasta schiacciata da un muletto mentre stava lavorando nella fabbrica Bullonerie Europee SPA che opera nella zona dei cantieri di Monfalcone. Dopo l'allarme la donna è stata liberata dai vigili del fuoco del distaccamento di Monfalcone e trasportata all'ospedale di Trieste con l'elicottero. Sul posto i carabinieri. Arrestati dalla polizia di frontiera di Tarvisio 2 corrieri della droga. Erano su un treno proveniente dal nord Europa. Si tratta di 2 nigeriani, un uomo e una donna di 29 e 24 anni. Avevano ingerito 200 ovuli per un totale di 2,5 kg di eroina e di cocaina. Ledri nel negozio di idraulica Cambielli di Artegna. Attorno alle 4:30 è arrivato alla centrale operativa dell'Istituto di Vigilanza Italpol il segnale di una venuta intrusione. Immediato l'arrivo di una pattuglia, mentre l'operatore di centrale attraverso l'impianto di videosorveglianza ha potuto riscontrare la presenza effettiva di un individuo all'interno dei locali. Sul posto è arrivato appunto l'Italpol e i carabinieri. È stato riscontrato il furto di un registratore di cassa e una buona quantità di tubi in rame. Cristina Tosone per 15 anni ha svolto il ruolo di insegnante all'Istituto Sello, scuola frequentata dalla giovane trovata morta in stazione a Udine nei giorni scorsi per un'overdose. La docente, in pensione da poco, racconta l'atmosfera all'interno della scuola. Quello che è accaduto, con un aggettivo come lo descriverebbe?
Drammatico, un dramma che non ha avuto evidentemente manifestazioni tali da essere riconosciuto immediatamente per essere, diciamo così, tra virgolette, curato nel senso di un'attenzione verso un disagio evidentemente. O una stupidaggine? Non credo, no? Perché anche questo tipo di dramma deriva probabilmente da un tormento interiore che un ragazzo vive. Raccolti di soia ridotti di un terzo, raccolti di frutta falcidiati sino all'80%, è un autunno drammatico per gli agricoltori del Medio e Basso Friuli. Un vero e proprio stillicidio con perdite che hanno raggiunto anche l'80%, tutta colpa della cimice asiatica, il cui impatto in particolare su colture frutticole è devastante. Una delle capitali prescelte da questo insetto è Mortegliano, anche se Sedegliano, il Codoripese, il Bertiolese e poi a scendere sino alla Tisana non stanno meglio. Il fenomeno è molto più evidente rispetto all'anno scorso. La cimice ha avuto delle condizioni climatiche molto favorevoli per la sua riproduzione e quindi i danneggiamenti alle piante sono arrivati prima. Bisogna valutare la situazione, spiega Michele Pavan, presidente regione di Coldiretti. In altre regioni c'è stato un ridimensionamento dei problemi, anche in Emilia-Romagna e Lombardia, nelle quali il problema era arrivato prima. Stiamo ragionando su come contenere il problema. Pavan riferisce che i rapporti con la regione e con l'assessorato competente sono continui e il dialogo è in corso. È chiaro che sul tavolo c'è la possibilità di individuare, di trovare delle forme di risarcimento per le aziende agricole messe in ginocchio dall'invasione della cimice marmorata. Cimice che è polifaga, colpisce 300 specie di frutta di diverso tipo come mele, pere, kiwi, ma predilige anche mais, soia e varietà tardive. L'anno scorso le cimici si sono posate sulle coltivazioni a frumento. In questo caso sul frumento cimiciato l'insetto aveva iniettato una tossina, tanto che la farina con la quale si produceva il pane non permetteva la lievitazione. Lievita invece un misto di rabbia e preoccupazione fra gli agricoltori che vedono i loro bilanci traballare e le fatiche di un anno per niente premiate. Basti pensare che nella zona di San Giorgio di Nogaro, un campo coltivato a soia, i quintali di raccolto a ettaro sono stati 9 rispetto alla normalità che dovrebbe essere di 30, come ci ha riferito Daniele Gattesco, agricoltore di Mortegliano, che ci ha anche fornito le immagini. Sono numeri devastanti, una tendenza che deve assolutamente cambiare, anche se sul clima favorevoli è difficile intervenire. Sono stati premiati a Villa Dragoni di Butrio i giovani imprenditori di Confartigianato capaci di aprire un'attività in un periodo in cui le aziende chiudono. 33 capitani coraggiosi, capaci di aprire un'azienda ed un'attività anche mentre gli altri chiudono. A loro è stata dedicata la serata di Confartigianato Giovani Imprenditori a Villa Dragoni di Butrio e che sono stati premiati con un attestato. Prima gli imprenditori hanno però potuto confrontarsi e conoscersi fra loro con una decina di colloqui veloci sulla falsariga degli speed dating, incontri faccia a faccia per scambiarsi idee, opinioni e perché no, anche biglietti da visita. E i capitani coraggiosi sono coloro che dimostrano appunto coraggio mettendosi in gioco ed in discussione, aprendo una propria attività, quindi rendendosi partecipi e costruttori del loro futuro, mettendosi in gioco, mettendo in gioco le proprie passioni anche, per dare un messaggio che, diciamo, la crisi ha portato un forte cambiamento in ambito sociale, quindi diamo questo segnale per incentivare l'imprenditoria in Italia. Beh, credo che sia un momento importante e significativo in cui il Confartigianato riconosce un attestato a queste persone che hanno avuto il coraggio di mettersi in discussione, di creare un'attività in proprio e quindi mettersi a disposizione anche della società, perché un posto di lavoro creato in proprio vuol dire equivale a liberarne un altro di lavoro subordinato. Nuovo appuntamento con invito a Palazzo, a Udine si sono aperte le porte non solo di Palazzo Contarini, il Palazzo d'Oro, sede di Fondazione Friuli, e del Palazzo del Monte di Pietà. I ragazzi del Sello hanno fatto da ciceroni ai visitatori e nella sede di Via Manin spazio alla Scriptorium Foro Iuliense e alle cartografie antiche del Friuli. Lorena De Biasio, che è la curatrice e la responsabile del patrimonio artistico della Fondazione Friuli. Oggi è una giornata importante perché il Palazzo d'Oro apre le porte con questi ciceroni che arrivano direttamente dal Sello. Esatto, questi ragazzi si sono dimostrati già nella precedente edizione molto disponibili e molto attenti a curare tutte le sezioni del nostro patrimonio, partendo proprio dall'edificio, dall'architettura, quindi dagli esterni, per valorizzare proprio lo stile, e poi occupandosi degli interni per quanto riguarda sia le opere d'arte intese come dipinti e sculture, gli arredi,
e il patrimonio archivistico, perché parzialmente mettiamo a disposizione anche alcuni documenti miniati dell'archivio storico del Monte di Pietà di Udine, che sono sempre di proprietà della Fondazione Friuli. Presenta un bene al quale lei è particolarmente affezionata? Uno, è un po' difficile da stabilire, perché comunque ognuno per sé ha il suo valore, il suo interesse. E diciamo che magari si rimane più legati anche agli ultimi arrivi. Quest'anno abbiamo una novità, si è aperta una piccola sezione di fotografia bianco e nero del Friuli anni 50 con Borghesin, è stato un dono dell'artista a seguito della mostra che si è svolta alla chiesa di Sant'Antonio Abate in occasione della festa del Friuli. Si faceva questa mostra intitolata Friuli 1950 e quindi questo è uno dei testimoni del neorealismo in fotografia per il Friuli. È Marco Mondini, il vincitore del premio Friuli Storia 2018 sostenuto dalla Fondazione Friuli. Premio Friuli Storia, un premio letterario che possiamo dire fonda le sue radici a Udine. Sì, è nato grazie all'iniziativa del Presidente D'Agostini e al Presidente Fontanini della provincia. È un'iniziativa nella quale noi crediamo molto, perché siamo convinti che è un evento che, crescendo un poco alla volta, senza fare salti nel vuoto, può caratterizzare la città, il luogo, il territorio che la ospita. I premiati sono 3 autori di libri che sono stati giudicati da una giuria composta da 200 lettori. In più quest'anno abbiamo aperto il premio anche alle scuole e quindi premieremo 3 giovani che hanno scritto una recensione sul libro di storia che non dimenticherò mai. Qual è stato il senso del premio Friuli Storia? Il senso del premio Friuli Storia è comunicare la passione per la storia. Noi pensiamo che per mostrare a un ragazzo che la storia sia un'avventura affascinante non sia necessario fare una ramanzina sul valore civile della storia, sia necessario fargli leggere dei bei libri. E quindi questo è il senso del coinvolgimento dei giovani nella giuria dei lettori. E il riscontro che abbiamo ci dice che siamo nella direzione giusta, perché quando dei ragazzi ricevono dei libri belli, reagiscono, li apprezzano, li capiscono, imparano e si pongono delle domande che nascono direttamente dalla lettura del libro. E quindi il premio Friuli Storia è un premio prima di tutto per i giovani, per comunicare a loro la passione che a noi è stata comunicata dai nostri maestri. Si svolgerà domenica a Trevignano Udinese una sfilata di moda unica nel suo genere. La prima sfilata con punto vendita, con la possibilità di acquistare direttamente dai fashion designer. È il Fashion and Made Friuli Venezia Giulia, evento per stilisti emergenti o già noti, piccole e grandi sartorie, creatori di accessori e gioielli. Scopo dell'iniziativa, organizzata da Laura Colosimo, Maico Gordani e Samsa Group, è quello di far conoscere talenti artistici provenienti dalla regione e non solo. L'appuntamento è per domenica 7 ottobre a Trevignano Udinese, a Villa Elodia, dalle 10 del mattino e fino a sera. È la prima sfilata in Friuli Venezia Giulia con vendita diretta dai fashion designer, per cui gli ospiti che verranno al nostro evento potranno vedere, toccare con mano, provare tutti gli abiti e non solo dei designer. Quindi un evento davvero particolare e nuovo. Quanti sono gli stilisti che parteciperanno all'evento? Saranno circa una ventina, che per la maggior parte vengono tutte del Friuli e anche dall'Italia. Esporranno le loro creazioni, che sono abiti, accessori, gioielli e anche borse. Bene, termina qui il nostro telegiornale, ci vediamo nella prossima edizione, arrivederci. Collegati a telefriuli.it per seguirci in streaming e per rivedere tutte le trasmissioni. Per le notizie in tempo reale, ilfriuli.it e udineseblog.it. Continua a seguirci anche sulle nostre pagine social.